Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 29 aprile. Partiamo con i quotidiani nazionali, apertura dedicata al caso di Nicole Minetti, la grazia ricevuta, sulla quale però pendono adesso molte ombre. Anche Repubblica apre su questo fatto. Meloni difende Nordio, il ministro di Grazia e Giustizia, che ha dato il suo naturalmente sigillo. Dal governo nulla di sbagliato, verifiche fatte dalla Procura. E la Procura Generale di Milano fa un po' di ammende, dice: fatti gravi, potremmo rivedere il nostro parere. Nuove indagini affidate all'Interpol. E poi c'è il decreto 1° maggio sul salario giusto, ma attenzione sul CISE, un decreto che prevede agevolazioni per le nuove assunzioni. E poi la crisi del petrolio, gli Emirati lasciano l'OPEC, rottura con l'Arabia Saudita. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui, grazie a Minetti, spuntano buchi nell'indagine, ora si riparte e il parere può cambiare, si muove anche l'Interpol, Meloni rinnova la sua fiducia al ministro Nordio, poi piano per Hormuz, Trump dice che l'Iran è al collasso e poi gli Emirati che vanno via dall'OPEC, per restare sui fatti principali. E poi il Fatto Quotidiano, che è il quotidiano che ha tirato fuori proprio l'inchiesta sulla procedura e sulle ombre che hanno portato alla concessione della grazia a Minetti, quindi lo leggiamo proprio da qua: caso Minetti, con un nuovo reato la grazia può saltare, scarica barile, Colle contro Nordio, Meloni lo salva e attacca invece le toghe che non avrebbero fatto, diciamo, tutte le indagini necessarie. Andiamolo a vedere appunto sul Fatto Quotidiano. Meloni blinda Nordio, mi fido di lui, dice la Premier, dà la colpa ai giudici, indagano loro. La Premier esclude le dimissioni del guardasigilli, sul lavoro fatto qualcosa manca. Via Renula, cioè il Ministero di Giustizia, però chiese solo di indagare in Italia. Vediamo la replica, cioè la difesa dell'ex consigliera, poi smentita dai fatti, perché il punto qual è? Che lei ha sostenuto di aver adottato un bambino bisognoso di cura e che doveva seguirlo, per questo non poteva restare in carcere. Perché appunto per curare il figlio è stata individuata una struttura altamente specializzata, dice la Minetti, dove mio figlio a Boston è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Non cita però le due strutture italiane che nell'istanza del legale sono state individuate con certezza come quelle che, avendo dato un parere negativo all'intervento, avrebbero indotto la coppia, Minetti e il compagno, a rivolgersi a Boston. E questo è un perno, cioè il fatto che il bambino non poteva essere operato in Italia. Si tratta di due strutture di eccellenza, l'ospedale San Raffaele di Milano e quello di Padova, i cui nomi non compaiono nella nota di oggi, forse perché ieri entrambi gli ospedali di loro iniziativa hanno confermato quanto scritto dal Fatto Quotidiano, e cioè che non hanno tracce del minore affidato a Nicole Minetti e non c'è traccia nel database di questi due ospedali, quindi viene meno uno dei perni della concessione della grazia. Adesso la procura, diciamo, fa mea culpa e dice: siamo stati diligenti, cioè ci siamo attenuti alle regole, magari non perspicaci, dice la procuratrice generale, e questa segna l'inizio della giornata più delicata dopo l'esplosione del caso sulla grazia concessa all'ex igienista. Ecco il carteggio tra Milano e Roma, non c'è nessuna domanda sul bambino. Naturalmente adesso verranno eseguite nuove indagini, perché in questa iter mancavano i controlli all'estero, dove appunto la coppia, tra l'altro coppia che aveva detto di aver adottato questo bambino, ma che cosa viene fuori? Intanto ricostruiamo un po' la vicenda. Nicole Minetti ha accumulato condanne per 3 anni e 11 mesi. A febbraio Mattarella ha firmato la grazia con l'ok del ministro per le gravi condizioni di salute del bimbo adottato, che doveva essere operato appunto a Boston. Da un'inchiesta del Fatto è emerso che il bambino dato per abbandonato in realtà ha genitori poveri in Uruguay, tanto che per ottenerlo Minetti e il compagno hanno fatto causa civile.
Altro diciamo, elemento inquietante in questa vicenda, la legale che difendeva la madre biologica è morta carbonizzata. Emergono anche dubbi sulle cure mediche al bambino. Il Quirinale ha chiesto a Nordio verifiche urgenti sui contenuti del fascicolo e vediamo dunque che cosa succederà. Cambiamo argomento, vediamo fatti che riguardano un po' tutti noi. Arriva il decreto sul lavoro, 1 miliardo per i bonus alle aziende, accise taglio più alto sul gasolio. La Premier, riduzione più breve e selettiva del prelievo sui carburanti, invece premi per le aziende che assumono, esclusi incentivi per i contratti pirata. Il governo si appresta a prorogare, e questa è un'altra cosa che ci riguarda, per qualche settimana il taglio delle accise, puntando a calmierare in particolare i rincari del gasolio. Andiamo avanti, il gasolio, parliamo di gasolio, di carburanti, ci porta questo sulla scena internazionale, messa a dura prova dalle guerre nel Medio Oriente. C'è infatti un vero e proprio terremoto in atto tra i paesi del Golfo, tra i principali produttori di petrolio. Abu Dhabi lascia l'OPEC. Per Trump l'Iran è al collasso ed è attesa a giorni una nuova proposta di pace dal regime. I negoziatori sono ancora in attesa. Donald Trump canta vittoria su internet, ma intanto dal Golfo arriva un terremoto. Il Pakistan, che media tra Stati Uniti e Teheran, sta ancora aspettando che gli ayatollah e quindi l'Iran consegnino una nuova bozza d'accordo, visto che Washington aveva rifiutato quella precedente che proponeva di rimandare il dossier nucleare a un secondo momento. Dovrebbe arrivare a giorni. Nel frattempo Trump canta vittoria, dicevamo, anche se questo naturalmente è tutto da provare. E poi ieri c'è stato questo incontro fra Re Carlo, re d'Inghilterra, con Trump, missione compiuta. Per Trump si conferma questa stretta alleanza fra i due paesi. Il sovrano, Re Carlo, al congresso richiama al sostegno di NATO e Ucraina, polemica sulle frasi dell'ambasciatore di Londra. Qui vediamo alcuni momenti di questo cerimoniale. E poi veniamo alla strage di Crans-Montana, la strage in cui a Capodanno hanno perso la vita decine di ragazzi e molti altri sono rimasti feriti e ne portano ancora oggi i segni sulla pelle, naturalmente anche nell'anima. Sono stati proiettati video della strage, estintori introvabili e Jessica, una dei due proprietari, in fuga fra i primi, senza dare gli allarme. Per gli avvocati delle famiglie lei non ha detto la verità. E poi tante notizie di cronaca. Partiamo da Pamela, la donna vittima di femminicidio e poi di una successiva profanazione della tomba aperta. Alla donna, al suo cadavere, è stata tagliata la testa. Nel video, in un video ripreso al cimitero, c'è uno dei suoi ex al 90%. È un vero e proprio giallo. Questo video, che però risale ai giorni successivi al funerale, abbastanza prima rispetto al ritrovamento di questo sfregio, c'è un uomo che si allontana con una certa andatura. Non è una identificazione vera e propria, ma una compatibilità tra l'80 e il 90%, e potrebbe essere Francesco Dolci, che non risulta indagato, ex fidanzato e poi amico premuroso di Pamela Genini, la 29enne, che è stata uccisa invece dall'altro compagno, uccisa con 76 coltellate dal compagno Gianluca Soncin. E questo è un giallo, così come continua ad essere un giallo la morte di madre e figlia a Natale a Campobasso, con questo veleno potentissimo, la ricina, che sarebbe stata sciolta nell'acqua in modo da agire ancora più velocemente. La ricina è un veleno inodore, incolore e insapore, sciolta nell'acqua. Sicuramente l'hanno sorseggiata dai bicchieri nella cena di Natale. Sulla tavola cozze, insalata giardiniera e affettati. Sopravvissuti il padre e Alice, la primogenita, che era fuori con gli amici per una pizza. Entra in questa indagine senza accuse anche un altro uomo, un infermiere amico di famiglia,
famiglia che fece le flebo alle 2 vittime a casa perché erano fortemente disidratate. Lui dice: ho già detto tutto agli inquirenti, che ancora però non sono venuti a capo di questo mistero. E poi un altro giallo che si delinea: la morte di una ragazza di 22 anni morta in un campo, segni di violenza, interrogato un amico. I genitori ne avevano denunciato la scomparsa. Siamo tra le colline dell'Oltrepo Pavese, tra Salice Terme e Varzi. Dei primi rilievi del medico legale sembra che il corpo di questa ragazza di 22 anni, Elisa Giugno, fosse lì da almeno 3 giorni. Le cause del decesso ancora avvolte nel mistero. E poi la vicenda della casa nel bosco, Nathan e Catherine inadeguati. Scusate, dice la procura, loro contestano la perizia, parlano di banalità. Parte del governo è dalla parte di questa famiglia, ha incontrato Salvini, il ministro Tajani, anche la Brambilla dice la famiglia va riunita. Intanto i bambini restano in questa casa famiglia. Andiamo ancora avanti. Ed è la campagna d'odio che ha preso di mira la senatrice a vita Segre, sopravvissuta all'Olocausto. Dice: ormai ho quasi 96 anni e mi scrivono le cose che sentivo nel 38, ma perché non muori? E questo tocca appunto alla senatrice Liliana Segre. Chiudiamo con questo accordo per le patatine a cui avevamo accennato prima, un vero e proprio cartello tra i big italiani delle patatine che si sono messi d'accordo per calmierare i prezzi, ma ovviamente al rialzo, e dividersi così i pezzi della grande distribuzione. Pensate, guardiamo qua i numeri: 8 milioni e oltre, la multa più alta che colpisce Amica Chips, artefice appunto di un patto di non belligeranza con un altro big, mentre invece l'importo delle vendite nel 2023 arriva a 354 milioni, quindi un grosso giro d'affari per le patatine. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa, torniamo fra pochissimo per leggere i quotidiani regionali. A tra poco. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 29 aprile. Siamo alla parte dedicata all'informazione regionale. Partiamo con uno sguardo al sito Sicilia Web. In apertura, l'incendio in un appartamento a Catania, ci sono 4 intossicati. L'incendio è avvenuto e si è sviluppato in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Zia Lisa. Le fiamme, originate da una veranda, sono state però presto circoscritte e spente dai pompieri. Nel frattempo sono state salvate 4 persone, evacuate grazie ad un'autoscala dal balcone che si trovava al terzo piano, mentre 2 anziani sono stati portati al sicuro attraverso le scale interne. L'intero edificio è stato sgomberato fino a che tutto l'edificio è stato messo in sicurezza. E poi c'è quest'altra notizia che riguarda una recensione sgradita. L'hotel siciliano si mette contro TripAdvisor, che è una di queste piattaforme turistiche, ed è nata una vera e propria causa civile davanti al Tribunale di Trapani. A promuoverla è la proprietaria di un albergo di San Vito Lo Capo, che ha contestato a TripAdvisor la mancata rimozione di un contenuto ritenuto lesivo della reputazione aziendale. La società aveva già presentato querela per diffamazione contro l'autore della recensione, ma il procedimento penale si è chiuso senza una decisione, con l'estinzione del reato. Secondo l'azienda però la permanenza online di quel contenuto avrebbe ricadute economiche, imponendo spese per la gestione della reputazione digitale, perché sapete che ormai le recensioni sono un momento fondamentale delle attività economiche, perché in base alle recensioni si costruisce appunto anche la reputazione delle stesse. E poi questa notizia curiosa: rubano 5.000 euro in un locale catanese, i ladri, pensate, sono i fotografi degli sposi. La denuncia del titolare: uno ha pure confessato ma non vuole restituire i soldi.
Tutto nasce, la denuncia, da un post pubblicato e dice il titolare: ho aspettato qualche giorno prima di fare questo post, non volevo raccontare questo fatto gravissimo accaduto il 4 aprile scorso per non sporcare il ricordo di due ragazzi nel giorno più importante della loro vita, che avevano scelto di passare in questo ristorante per delle foto ricordo. Oggi però voglio denunciare pubblicamente quello che hanno fatto i loro fotografi, una coppia. Mentre i due sposi, pensate, posavano sorridenti e vivevano il loro bellissimo momento, i fotografi hanno sottratto a una nostra dipendente la busta con i classici regali, una cifra molto ingente che doveva essere versata agli sposi, soldi rubati con velocità e destrezza in un attimo di disattenzione da parte della nostra collaboratrice, che ovviamente in quel momento non poteva immaginare che persone apparentemente per bene fossero capaci di questo. La vicenda però non finisce qui, perché essendo il locale videosorvegliato siamo riusciti a risalire agli autori del furto. Il fotografo ha ammesso di aver preso la busta, gli abbiamo chiesto di restituirla, lui inizialmente si è reso disponibile a riconsegnarla, poi ha detto: i soldi li ho spesi perché mi servivano, in buona sostanza 5.000 euro spesi in una sera perché li servivano, e così via. Quindi immaginate anche la delusione degli sposi. Torniamo adesso invece a vedere i giornali. Ho sorvolato sulla notizia che riguardava l'omicidio, perché chiaramente lo troviamo anche sui quotidiani. Partiamo dal quotidiano di Catania, La Sicilia. Anche qui ecco la vicenda di cui parlavo: ucciso in casa e abbandonato in strada, 3 fermi. Parliamo dell'omicidio di Giuseppe Florio, ucciso a Giardini e poi abbandonato il corpo a Castiglione di Sicilia. Palermo punta invece sulla bufera alla regione dopo le varie decisioni sulla gestione di Mondello. Schifani attacca l'avvocatura, il presidente contesta i legali che hanno censurato il presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa bollandola come iniziativa irrituale. E poi si parla anche del rimpasto, un nuovo rinvio, adesso Lombardo minaccia lo strappo. Ancora, altra notizia, l'emergenza Sferracavallo senza le telecamere. Sferracavallo, questo borgo marinaro famoso per i ristoranti a base di pesce, dove si succedono ormai a ritmo inquietante le sparatorie e le intimidazioni. Poi sulla Gazzetta del Sud abbiamo la vicenda del 66enne ucciso a Taormina, ma anche questa ricerca dell'INGV, Istituto di Geofisica e Vulcanologia, che utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere le eruzioni sul vulcano dell'isola di Vulcano. Andiamo avanti, Giornale di Sicilia. Sorvoliamo notizie nazionali. Anche qua troviamo il delitto Florio, 3 fermati, una coppia e un'altra donna. Ma proprio su questo andiamo a vedere nel dettaglio. Incastrati dei video che vi abbiamo mostrato anche nei nostri telegiornali, sono i video della videosorveglianza diffusi dai carabinieri, che hanno ripreso un vero e proprio film, non dell'assassinio ma delle fasi immediatamente successive, ovvero quando i 3 hanno avvolto l'uomo in una coperta, in un lenzuolo, in un sacco di plastica, e l'hanno trasportato lontano dal luogo del delitto. In queste immagini 2 donne e un uomo nascondono il corpo di Florio in auto. Possibile movente il furto di un bancomat e di denaro, che non era emerso nelle prime ore. Secondo gli inquirenti invece l'omicidio potrebbe essere scaturito proprio dalla lite per riavere il bancomat che era sparito, e consumata poi una lite che ha dato adito ad una violenza brutale, fatale per la vittima. L'uomo era descritto come un uomo tranquillo. Dopo anni di lavoro in un albergo, una volta rimasto vedovo, si dedicava alla cura dell'anziana madre, ma era nata questa frequentazione abituale con questa coppia che abitava in un'altra abitazione nel quartiere popolare di Trappitella. Evidentemente lui si era recato per reclamare la restituzione del bancomat, da cui era stata prelevata un'ingente somma senza il suo consenso. Da qui una discussione, una vera lite e poi l'aggressione mortale.
Andiamo adesso a Sferracavallo, dicevamo Sferracavallo al buio nella borgata, non esistono telecamere del comune che, come è avvenuto appunto in quell'omicidio, potrebbero risolvere questi delitti, attentati o intimidazioni. La rete municipale si ferma a Tommaso Natale, un quartiere di Palermo. Anche per questo motivo gli autori dell'ultimo raid hanno agito indisturbati. E poi invece c'è questa vicenda che riguarda l'elisoccorso, su cui ha acceso i suoi riflettori la Commissione regionale antimafia presieduta da Cracolici, che a termine di una relazione ha emesso questo giudizio lapidario. Nell'affidamento del servizio dell'elisoccorso di emergenza ci sono gravi opacità, come ad esempio, e mi fermo solo al primo punto, il conferimento dell'incarico del responsabile unico del progetto ad un funzionario della Regione già destinatario di altri incarichi milionari. E vediamo se seguiranno inchieste della magistratura. Andiamo adesso a Catania. Ieri è partito il via ai lavori di riqualificazione di San Cristoforo, uno dei quartieri più degradati di Catania, finanziati con 21 milioni del decreto Caivano, un progetto che vuole ridare voce e speranza a questo quartiere. Tanti gli interventi previsti, ad esempio appunto la ristrutturazione dell'istituto scolastico Dusmet Doria, che verrà parzialmente demolito per lasciare il posto a un grande centro sociale indirizzato prevalentemente ai minori destinatari di vari degli interventi previsti dal decreto Caivano. Restiamo a Catania, questa è un'altra vicenda che indigna e che tra l'altro è stata sollevata, e lo sottolineiamo, da un cittadino attraverso l'app YouPol, che è l'app della polizia con cui si possono segnalare vari illeciti. Che cosa segnalava questo cittadino? Una corsa in via Aquicella Porto con un calesse trainato da un pony. Ovviamente poi c'era la solita scorta di scooter, immediati sono stati i controlli e poi hanno trovato anche 2 stalle abusive a San Cristoforo. Sempre cronaca di Catania, consegnano a domicilio una scorta d'acqua e rubano collana all'anziana padrona di casa, quindi sempre occhi aperti. E poi dicevamo la vicenda che abbiamo visto nell'apertura di Repubblica: l'avvocatura fa infuriare Schifani, intervento irrituale, tra l'altro paradossale perché l'avvocatura è quella che difende la regione, il presidente critica l'organismo intervenuto sul caso dell'italo-belga, definendolo irrituale e che è privo del coordinamento tra la Regione e l'Avvocatura dello Stato. Insomma, Schifani non avrebbe voluto questo intervento contro il CGA, che ha ripristinato la gestione della Italo-Belga, la società che da oltre un secolo gestisce appunto la spiaggia dei palermitani. Il Comune ha intanto stanziato 258.000 euro per la spiaggia attrezzata. Noi ci siamo, fra l'altro in mezzo a questo ginepraio di decisioni, l'estate si avvicina e qualcuno insomma deve anche pensarci. Ma l'estate è vicina anche a Catania, stagione balneare, in attesa di conoscere i risultati dei prelievi dell'ASPE che li ha effettuati come fa ogni mese, ma ancora non sono pubblici. Il Comune ha emesso i soliti divieti, viene da dire, lungo i corsi d'acqua e i canali che sfociano alla playa e che diciamo nelle immediate vicinanze sono inquinati. Qui vediamo in questa foto un canale ingombro appunto di rifiuti. E poi nuovo piano del porto, la città dice no, chiede di bloccare subito l'iter per salvare la scogliera. Domani c'è il voto alla Camera, in Commissione Trasporti, Camera dei Deputati, che deve dare il proprio parere sul decreto del Presidente della Repubblica che di fatto approverebbe la proposta di nuovo piano regolatore al porto. Già ottenuto il parere positivo del Senato, manca solo questo piccolo tassello, ma ci sono tante associazioni, tanti residenti che si oppongono perché si ritengono privati anche di questo piccolo affaccio al mare. Parliamo della scogliera nelle immediate vicinanze della stazione.
E poi siamo sulla pagina interna del quotidiano La Sicilia, ecco qui questa notizia riguarda il cimitero di Catania, bare parcheggiate nei 2 depositi, ben 34 rischiano di finire sepolti nei campi comuni e parrebbe che si tratti non sempre di dimenticanza familiare ma di mutate condizioni economiche delle famiglie sempre più ristrette che spingerebbero qualcuno a abbandonarle in un certo senso per accollare le spese al comune, perfino quelle della sepoltura dei propri cari, anche a costo di vederli finire nei campi comuni. È naturalmente diciamo, difficile giudicare visto che non conosciamo la situazione economica di queste famiglie. Poi i finti carabinieri e il bonifico fallisce la truffa ad un anziano al quale erano stati chiesti 14.000 euro, ha capito il raggiro solo una volta andato in banca, si è immediatamente rivolto, come consigliano sempre le forze dell'ordine, appunto alla polizia che ha bloccato questo pagamento che probabilmente l'avrebbe ridotto sul lastrico. E con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.